24 dicembre, vigilia del Natale, musicisti e artisti agrigentini si sono riuniti per dare vita nella città dei templi a qualcosa di innovativo e spettacolare, per risvegliare lo spirito del Natale attraverso le tradizioni popolari e riportare in città eventi, cultura e spettacoli. Lo scopo è stato quello di dimostrare all'amministrazione comunale quanto gli agrigentini tengono allo spirito natalizio. L'assenza di iniziative artistiche e culturali quest'anno si è fatta sentire, rendendo quasi grigio il Natale in via Atenea. Si è voluto così rimediare portando musica e allegria nel cuore del centro storico. Il flash mob è stato annunciato a sorpresa nel primo pomeriggio del 24 dicembre, senza tuttavia svelare nulla al fine di incuriosire gli agrigentini. Alla fine è stato un gran successo e per 30 minuti il cuore della via Atenea è tornato a battere grazie alla musica tipica del Natale agrigentino. All'iniziativa hanno partecipato con grande entusiasmo, oltre a Cristian Barsallo, Luca Russo e Lello Casesa, anche Giovanni Moscato, Peppe Sciortino, Rino Boccadoro, Filippo Lobrutto, Enzo Abate, Mario Vasile, Gigi Finistrella, Damiano Pagano, Nino Casesa, Dario Montese, Gioacchino Marrella, Filippo Mandacchia, Angelo Sardone, Mimmo Pondillo, Luca Crescenzo, Antonella Crapanzano, Angelo Pullara, Giuseppe Cammarata, Nicola Vizzini, Vittorio Virone, Toni Bruccoleri, Francesco Amato, Pasquale Augello, Gabriele Sardone, Pierpaolo Vassallo, Giuseppe Ballacchino e Riccardo Pangucci. Intanto gran successo ha avuto ieri l'inaugurazione della 7ª edizione del Presepe Vivente di Agrigento, un borgo suggestivo dai colori e sapori antichi, montaperto, come una piccola Betlemme. Questa è l'atmosfera vissuta ieri nella frazione agrigentina. Oltre 2000 le presenze che hanno invaso i suggestivi angoli e vicoli, profumo di fieno, musica natalizia, cantastorie, zoo degli animali, sacra famiglia e sapori della tradizione da gustare, mostra dei presepi, momenti di riflessione con gli attori del piccolo teatro Città di Agrigento, tutti ingredienti che costituiscono la ricetta segreta del presepe che da ormai 7 anni rappresenta il fiore all'occhiello della nostra città. L'appuntamento con il Presepe di Montaperto continuerà anche oggi, 27 dicembre, con l'iniziativa benefica Presepe e Solidarietà, giornata dedicata all'ingresso gratuito per le associazioni di volontariato. Seguirà il 28 dicembre, giorno 1, 3, 4 e 6 gennaio 2015.